Prevenire è meglio che curare non deve restare solo il motivo di un celebre spot pubblicitario, ma dovrebbe essere anche al centro della filosofia di vita di tutti quanti. La diagnosi precoce di determinate malattie, specie per quelle degenerative, rappresenta l'unica alternativa da seguire per il superamento degli ostacoli e la prevenzione, appunto, è stata al centro della campagna di sensibilizzazione promossa domenica a Favara dalla Confraternita Misericordia in favore dei soggetti affetti da retinopatia diabetica. Dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Don Giustino i volontari hanno installato una tenda studio al cui interno lo specialista Giovanni Sorge ha dato consigli utili a tutti i cittadini che hanno usufruito del servizio. Circa il 20% dei pazienti diabetici può andare incontro a una forma di retinopatia diabetica e si pensa che in Italia ci siano circa 3-5% della popolazione generale affetta dal diabete. Questo sta a dimostrare come la patologia diabetica, in particolare la retinopatia diabetica, sia molto diffusa e appunto per questo motivo è d'obbligo cercare di informare e sensibilizzare i pazienti in generale e soprattutto i pazienti diabetici ai rischi ai quali possono andare incontro. Particolarmente soddisfatto del successo registrato dall'iniziativa si è detto il governatore della Confraternita Misericordia Giuseppe Castronovo. È stato un successo la campagna di sensibilizzazione contro la retinopatia diabetica? Sì, è un successo. Oggi è la prima giornata di una lunga serie di giornate che organizzeremo, giornate sanitarie. Oggi c'è stato un notevole afflusso di persone. Ringraziamo il dottore Giovanni Sorce per la sua disponibilità. La confraternita è aperta a chi si vuole aggregare a noi per queste iniziative, a nuovi volontari che vogliono avvicinarsi a questa realtà. Un ringraziamento va a Sicilia TV per la loro disponibilità e per dare visibilità al nostro operato. Presente in piazza Don Giustino anche il responsabile sanitario della confraternita, il dottor Dino Virgone, che restando in tema di campagne di sensibilizzazione, lo stesso ci ha anticipato a quali patologie saranno dedicate le prossime iniziative che saranno svolte in città. Che entro la fine dell'anno ci saranno altre giornate, una giornata dedicata alle malattie cardiovascolari con la presenza di un cardiologo e un'altra giornata per quanto riguarda l'endocrinologia con la presenza di un endocrinologo sullo studio della tiroide. Patologie che affliggono la tiroide sono molto frequenti, importanti e soprattutto molto frequenti nell'ultimo periodo. La Confraternita Misericordia, oltre che ai servizi sanitari di assistenza e di trasporto mediante ambulanza, è anche un organo abilitato alle operazioni di protezione civile, come ci spiega il responsabile Tommaso Ballanza. Tra le varie attività che svolgiamo c'è quello importante della protezione civile. Infatti in questi giorni stiamo provvedendo all'iscrizione all'albo regionale, quindi quando prima inizierà un nuovo corso per tutti quei cittadini che si vogliono avvicinare alla Misericordia, e poi organizzeremo un'esercitazione che sarà fatta l'anno nuovo, faremo qualcosa allo stadio dove simulleremo un evento calamitoso dove saranno invitate le autorità locali e tutti i volontari della nostra zona, del territorio. Se le iniziative in programma della Confraternita Misericordia avranno la stessa partecipazione di pubblico di quella svoltasi domenica scorsa, sicuramente per i volontari sarà un successo garantito.